Oggi abbiamo qui in Vicenza per la prima volta organizzato un grande meeting al fine di mettere a confronto punti di vista diversi, opinioni diverse, esperienze diverse, per rilanciare il processo di integrazione, lavoro e sociale, ma soprattutto per trovare nuove strade, nuove piste per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Sono emersi dei temi interessanti già nella mattinata, e il pomeriggio proseguiremo con i workshop dove ci sarà ancora modo di confrontarci. Sono emersi però già delle piste interessanti, ad esempio il superamento delle quote obbligatorie, lavorare più sulla parte positiva, sulle competenze piuttosto che sulle mancanze, e quindi sostanzialmente stiamo riconoscendo che c'è un cambiamento culturale in atto che va favorito e aiutato con degli interventi sia amministrativi ma forse anche legislativi per poter favorire questo cambiamento, per poterlo concretizzare e consolidare. La partecipazione è stata amplissima da parte di tutto il mondo degli operatori, ma non solo, da parte delle associazioni, gli operatori del pubblico, del privato, gli operatori del mondo del lavoro, del sociale, le parti sociali, tutte presenti. Quindi sostanzialmente stiamo riscontrando che c'è un grandissimo interesse, una grandissima sensibilità che secondo noi porterà a farci anche pensare che questo appuntamento possa diventare periodico, annuale, da ripetere, perché gli spunti che verranno fuori oggi saranno riproposti nella prossima commissione regionale di gestione del fondo, che dovrà fare il programma dell'anno prossimo.